Una finale inedita dal Don Pino Puglisi di Monte Spaccato. Savio contro Vigor Perconti a contendersi il titolo 2026 della Juniores Elite. Signore e signori, buon pomeriggio da Adriano Berruti. Enrico Parlagreco. Suo il rigore procurato e poi trasformato da Buttaroni e suo l'assist per Neri. Tanto conclusione tentata da Panetta che si era liberato ai 20 metri, c'è anche una deviazione. A battere con il mancino sono tutti sul secondo palo. Arriva il cross dentro del 9 direttamente in porta. Il palo e poi la testa di Delli Carri, si salva il Savio. Traiettoria clamorosa qui disegnata dal 9. Il pallone per Proromo che arriva dall'altra parte, c'è Panetta, favorisce la sovrapposizione di Mancini, sterza sul mancino, poi offre ancora al limite per il mancino violento di Gabriele Panetta che ancora il numero 9, cross dentro, movimento di De Angelis, salvataggio sulla linea e poi il tap-in di Santoro che porta avanti la Vigor Perconti al 14° minuto. C'era andato a centimetri De Angelis, si è fatto trovare pronto Santoro per l'1-0 dei Blaugrana. A ribaltare l'azione per la Vigor che adesso riconquista per un attimo ancora il possesso, la mette giù però Dominici per il Savio, quindi Ronci all'indietro per Pellegrino. Attenzione al tocco di Pellegrino, De Angelis riconquista al limite, deve però perdere un paio di metri Venanzetti, si mette davanti quindi l'appoggio fuori per la conclusione di Cerrato. In qualche modo Pellegrino rimedia bloccando la conclusione dell'8. Sì. Ronci, Dominici, scodella, pallone morbido all'interno dell'area, Pizzelli prova a girare, poi Bardi la trova lì e calcia, è debole, però il mancino dell'8 blocca a terra Eliseo. A proposito di occasioni, direi che questa è molto grande, Bardi se l'è trovata lì, ha calciato senza pensarci troppo, non è riuscito però a dare la giusta potenza. Sì, doppia cifra per il centrocampista classe 2007 che proprio forse quella è la zona da cui preferisce andare al tiro. Sì, il numero 8 rispetto alla semifinale è molto più proiettato in avanti e è un fattore fino a questo momento. De Angelis da lì ci ha abituato bene perché il gol arriva proprio da lì in semifinale. Panetta intanto dentro, proprio da Cerrato che gira di testa sopra la traversa di Pellegrino. Ancora una volta la marcatura sulla palla inattiva del Savio non proprio perfetta, arriva a colpire da solo Cerrato, per loro fortuna però non inquadra lo specchio. Adesso può controllare e prendere velocità su Cascioli, Nzembi, paio di finte del numero 11 che poi si accentra, arriva anche la marcatura di Russo, quindi pallone all'indietro, Dominici, Delli Carri, arriva a sinistra, Delli Carri tamponato, poi Pizzelli in area, Eliseo, all'improvviso sul mancino di Pizzelli, salva la Vigor, spazio per correre. C'è Cascioli largo, trovato il numero 7, 1 contro 1 isolato con Venanzetti, sposta sul destro Cristiano Cascioli, poi trova al limite dell'area Russo, buono il dribbling di Russo che calcia! Pallone che supera di un soffio la traversa. Per il possesso del Savio, Pizzelli, bella spizzata in area per Serra, Serra calcia! Sul secondo palo, il pareggio del Savio al 42° minuto con il gol di Francesco Serra che sfrutta la spizzata di Pizzelli e supera Eliseo per l'1-1 dei Blues. In avvio di gara, Adriano, avevamo detto serve cercare più Pizzelli e l'inserimento dei centrocampisti sarà un caso, non lo so, ma il gol è arrivato proprio così, il gol resta bellissimo. E vince il primo duello con Cascioli, accelera a destra, eccolo Nzembi che salta anche Gaglione, prende il fondo, cross morbido di Nzembi sul secondo palo, Betti al volo, senza deviazione di Mancini, pallone che esce sul fondo. Incontro, poi servizio all'interno per Russo che dà ritmo all'azione della Vigor, allarga dall'altra parte per De Angelis, primo dribbling era doppio di Nzembi che arriva in ritardo su De Angelis, senza fallo dice l'arbitro, quindi Russo che calcia forte, Pellegrino si distende e respinge. Cerrato sta facendo invece movimento all'interno dell'area nel duello con Pizzelli, eccolo Roberto che calcia morbido verso il secondo palo, la perde Pellegrino e poi Bardi rilancia praticamente dalla linea di porta, Russo a riproporre, forse fuori gioco di Santoro, De Angelis al volo, calcia e fa gol, ma c'era la bandierina alta del secondo assistente Arseni a fermare l'azione offensiva della Vigor per il fuorigioco di Santoro. Roberto, un po' di spazio, Roberto guarda anche la porta, forte calcia, pallone che non va lontano dal palo alla sinistra di Pellegrino. Nzembi, Venanzetti è andato a proseguire la sua corsa in sovrapposizione, lo prova a cercare Bardi, Venanzetti va al cross per Baldari
che si divora il gol del 2-1, grandissima giocata di Venanzetti che prima chiude in fase difensiva e poi crossa un cioccolatino sulla testa del 17, quindi Ferla, Cascioli, un po' di spazio per correre a destra, cerca direttamente il cross dall'altra parte, bella palla De Angelis, stop il mancino di De Angelis che sfugge oltre la traversa, bella occasione, mani al volto per il capitano della Vigor. C'è Nzembi che la vuole largo, isolato nell'1 contro 1, De Angelis arriva ad aiutare Mancini, Nzembi sul mancino, calcia Eliseo, copre il primo palo, blocca a terra. Va a proiettarlo direttamente in area di rigore, 14, rimessa lunga di Cellupica a cercare Cerrato che prolunga De Angelis, prova a girarsi, poi la conclusione di Pasquali e il salvataggio di Ronci sulla linea, miracoloso. Il Dellicarri allarga il pallone, buono l'anticipo però di Ruberto che poi non riesce ad uscire con il pallone, Scipioni lo riconquista e porta a casa un calcio di punizione, battuto poi velocemente per Baldari, attenzione in area di rigore al 17, Baldari salta Santoro, appoggia Bardi col destro, Bardi centrale e poi rimpallo incredibile con Nzembi che involontariamente stava per decidere la finale, davvero a centimetri nella carambola con Santoro dal gol del 2-1. Attenzione qui ancora a Pasquali che prova ad accelerare a sinistra, siamo dall'altra parte, salta Venanzetti, anche Mazzugu, Pasquali in area, Pasquali stringe troppo il destro con Pellegrino che battezza al lato il destro del 19, Eliseo, rilancio lungo, prova Pasquali a raggiungere questo pallone ma non c'è più tempo, arriva puntuale il fischio di Natalino De Santis e allora saranno i calci di rigore, rincorsa praticamente dritta di Nzembi Siddiqui, parte Nzembi col destro, Nzembi centrale, Eliseo la blocca, ora Santoro la può chiudere, colui che ha sbloccato andrebbe a +2 la Vigor, parte Santoro con il destro, la mette sotto la traversa, apre la sfida con il gol, chiude la sfida con il rigore, Riccardo Santoro consegna il titolo alla Vigor per Conti. Eccola la medaglia al collo di Damiano De Angelis che riceve la coppa da Roberto Avantaggiato. De Angelis, foto di rito ovviamente, e poi porta la coppa dai compagni, la Vigor per Conti vince il titolo Juniores 2025-2026.